Amici di Strano Amore Siciliano, siamo sempre nella rubrica del Cerco Lavoro e questa sera vi voglio presentare a Mohamed. Mohamed è un ragazzo che ha 26 anni e si trova qui in Sicilia appunto perché cerca lavoro. Ciao Mohamed. Ciao. Hai 26 anni? 26 anni, certo. Dimmi Mohamed, sei singolo o sei sposato? Ah, singolo. Singolo? Singolo, sì. E sei qui in Sicilia naturalmente perché cerchi lavoro? Certo, Ti sì. vuoi stabilire in Sicilia? Ti piace la Sicilia? Per vivere, Sì, sì, sì. sì. Ascoltami, che tipo di lavoro vai cercando? Lavoro come regolare così. È un lavoro Qualsiasi tipo di lavoro basta che sia sì, regolare. sì, regolare, sì. Tu esattamente dove sei residente? Residente a Palermo. A Palermo? Palermo, sì. A Palermo. A Palermo. A Palermo. Hai fatto qualche tipo di lavoro particolare in passato? Non so, sei specializzato in qualcosa? Sì, ristoranti. Al ristorante, sì. Sai fare il cameriere? No, così. A livello di pulizia? Sì, A livello sì, di pulizia? Te la cavi? Sì, sì, sì. Hai esperienza nel settore? Sì, sì. Bene amici, abbiamo conosciuto a Mohamed. Se ci fosse qualcuno che fosse interessato a chiamare Mohamed per qualsiasi tipo di lavoro e in particolare quello delle pulizie, può rivolgersi direttamente a Strano Amore Siciliano che noi vi metteremo in contatto con lui. Ciao da Alberto e ciao da Mohamed. Ok? Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica del Cerco Lavoro e questa sera vi voglio presentare un ragazzo marocchino che si chiama Lausini. Ciao Lausini. Ciao, Quanti anni c'hai? 30 anni. 30 anni. Ascolta, tu sei qui in Sicilia per cercare lavoro, giusto? Certo, per La Sicilia ti piace? Sì, Che tipo di lavoro cerchi, Lausini? io basta che sia un lavoro, basta che sia un lavoro che si paga, soltanto questo, non è che cerco un lavoro speciale. Esatto. Hai detto c'hai 30 anni? Sei 30 anni, sì. Sei originario di dove, proprio di preciso? Come di preciso è dal Marocco, Del Marocco. È proprio la città dove abiti nel Marocco, come si chiama? si chiama Gulmim, Gulmim. nel sud. Sei single? Sì, single, sì. E qui diciamo in Sicilia dov'è che tu sei residente? Io sono residente a Palermo. A Palermo. Quindi sei facilmente rintracciabile, diciamo. Sì, sì. Ok, bene amici, abbiamo conosciuto Lausin. Lausin, 30 anni, marocchino, che cerca lavoro. Per cui se voi siete disposti a dare lavoro a Lausin, rivolgetevi a Strano Amore Siciliano chiamando il nostro numero che vedete in sovraimpressione. Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica del Cerco Lavoro e quest'oggi abbiamo un altro marocchino. Sei marocchino, sì? Che cerca lavoro appunto. Come ti chiami? Abdullah, Abdullah cerca lavoro. Quanti anni c'hai Abdullah? 25, 25 anni. Sì. Che cosa sai fare? niente, Eh? adesso niente, No, sì, lo capisco. Dico che lavoro sai fare? Cioè, però pizzeria, cameriere, come cameriere allora? cameriere speciale però di Marocco così. Vabbè, Abdullah praticamente è pratico nel fare il cameriere, per cui amici telespettatori, se c'è qualcuno che è interessato a dare lavoro a Abdullah può farsi sentire chiamando i nostri numeri telefonici che vedete in sovraimpressione. Abdullah, quanti anni c'hai? 25 anni, 25 anni. Sei single o sei sposato? single, Single. sì, E praticamente dove stai residente tu? a Palermo, A Palermo. Sì. Per cui sei abbastanza reperibile, giusto? sì, libre. Vabbè, allora amici, ripeto, se c'è qualcuno che è disposto a dare lavoro a Abdullah, si faccia sentire tramite Strano Amore Siciliano. Ciao da Alberto e ciao anche da Grazie, Abdullah. grazie. Ciao amici. Ciao amici di Strano Amore Siciliano, siamo sempre nella rubrica del Cerco Lavoro. Abbiamo un altro marocchino che è in Sicilia appunto per cercare lavoro, è disponibile. Si chiama Mohamed e ha 36 anni. Ciao Mohamed. Ciao, Allora dimmi tu che genere di lavoro cerchi? quale lavoro che c'è? Posso io lavorare? Qualsiasi tipo di lavoro. Sì, è lo stesso. Vuoi fare, non so, il cameriere, vuoi fare Sì, è lo stesso. qualsiasi cosa. La patente ce l'hai? La patente no. No. Quindi un lavoro manuale cerchi. Sì, c'è la patente, la patente del Marocco. Sì. Ancora mi ha permesso, ancora non è... Esatto, ancora te la devono trasformare in Italia, giusto? Sì. Va bene amici, qui c'è Mohamed che ha 36 anni, voi stessi potete vedere, fatti inquadrare. Mohamed 36 anni che cerca lavoro amici, se qualcuno è interessato a dare lavoro a Mohamed che si trova in Sicilia appunto da noi può telefonare ai nostri numeri che sono in sovraimpressione, ok? Ciao amici, ciao da Alberto e ciao da Ciao, amici grazie. telespettatori, ciao sempre a tutti, siamo sempre nella rubrica del Cerco Lavoro, stasera abbiamo proprio un pienone di marocchini che cercano lavoro, si trova anche lui in Sicilia,
per lavoro, cerca lavoro ed è disposto insomma a lavorare, a fare qualsiasi tipo di lavoro. Che lavoro intendi fare tu? Allora, io so fare il lavoro del mare, lavoro il muratore, guidare un camion, una cosa se ce l'hai. Io sempre cercare per lavoro non si trovare, anche se trovare dal nord va bene. Io sempre a Sicilia, c'è il numero di telefoni, tutto, sai parlare italiano, tutto a posto. Perfetto, per cui... Soggiorno, la patente, tutto giusto. Esatto, lui si chiama pure Mohamed, ha 30 anni, giusto? Sì. E abiti a Palermo. Abitare a Palermo, sì. Palermo, ed è reperibile, per cui amici, se c'è qualcuno che è disposto a dare lavoro a Mohamed può rivolgersi sempre a Stranamore Siciliano, ok? Ciao da Alberto e ciao da... Grazie, ciao di Mohamed da Marocco. Grazie. Ok, ciao. Sicilia, a Civalo. Grazie molto gente. Ciao. Oh yeah!